Per 5 anni ho sofferto di dolori cervicali. Ho provato tutte le soluzioni che pensavo fossero giuste per me. Oggi sono arrivato alla conclusione che quelle soluzioni che avevo provato, le avevo provate perché nessuno mi aveva spiegato cosa veramente contava per guarire dal dolore cervicale. Ho subito diversi incidenti stradali, ho dato sempre la colpa a questi colpi di frusta, piuttosto che a come, a come quell'infortunio in palestra mi ha forse storto o strappato dei muscoli nella parte del collo. Questo è quello che io pensavo prima di arrivare a una conclusione che voglio dirti oggi sulla verità del dolore cervicale. Quindi quello che nessuno ti dice è probabilmente avrai provato già fisioterapia, agopunture e non hai risolto. Non possiamo quindi usare le stesse pratiche che abbiamo fatto in passato per risolvere nel futuro. Tu dirai, magari il terapista che non è stato bravo, bene, cambia fisioterapista, vedi se quella fisioterapia che faceva quel fisioterapista oggi funziona. Quando ho iniziato ad andare all'università a studiare fisioterapia, avevo ancora dolori cronici, ok, al collo. Quindi chi era il mio primo cliente ero io, me stesso. Ho iniziato a utilizzare quelle tecniche, quegli esercizi di fisioterapia attiva che i miei professori mi dicevano di fare. Li ho provati giorno dopo giorno. Non hanno risolto il problema alla lunga, perché sì, stavo bene quei 10-15 minuti dopo l'esercizio, dopo ritornavo a star male. Dopo ritornavo ad avere questa sorta di mano che ti stringe il collo e da là ovviamente parte verso la spalla, verso la scapola, parte verso la parte della testa, magari con qualche emicrania. Allora lì pensavo, puoi vedere che è quello che mangio il problema. Ho iniziato a cambiare molte diete. Forse sono una delle persone, insomma, che ha provato più diete in assoluto. E sono una persona molto determinata, quindi quando faccio una cosa la porto a termine fino alla fine. O almeno mi do un 30, 35, 40 giorni per dire, ok, se dopo i 30-40 giorni questa cosa non mi dà risultati, allora la rivaluto. La stessa cosa la facevo con gli esercizi attivi di terapia, attivi di fisioterapia. Ho provato quindi la dieta chetogenica, ho provato la dieta paleo, ho provato addirittura la dieta carnivora, o addirittura la dieta vegana. Ho provato a integrare integratori, integrare magnesio, potassio, vitamina D, calcio, qualsiasi cosa, insomma, ok? Il calcio no, perché il calcio in realtà sappiamo che una maggiore quantità di calcio nel corpo potrebbe creare dei grandi problemi subito. Però questo è un altro topic. E quindi sono arrivato oggi a dire ai miei pazienti, ai miei clienti, cos'è che funziona veramente. E il mio approccio è quello di farti pensare prima di dirti cosa devi fare, perché qualsiasi terapista può dirti, guarda, ti do questi esercizi, falli ogni giorno e vedrai una differenza. Grazie. Grazie, vedrai la differenza, funzionerà. Funzionerà per 30, 40, 50 giorni, 2 mesi, forse 3 mesi. Cosa succede quando finisci quegli esercizi, quando non sarai più costante con quegli esercizi? Il problema ritornerà. Quindi ci sono differenti esercizi per tornare a star bene con la tua cervicale. E i primi esercizi non sono neanche esercizi, sono informazioni. Le informazioni che ti sto per dire sono informazioni che ti cambieranno totalmente la vita se li porti a termine. Ovviamente la maggior parte delle persone che mi sta sentendo non porterà a termine queste informazioni o e queste tecniche, no? Perché siamo pigri di natura.
Quindi cerchiamo sempre le scorciatoie. E io ti dico, più scorciatoie cercherai e più rallenterai la tua guarigione. Perché? Il primo step è quello di capire che il tuo collo molto probabilmente non è rotto. Non sono i tuoi muscoli il problema, non sono le tue ossa il problema. Il problema è come pensi, il problema è come reagisci alle situazioni che ti stanno mettendo in ansia, in preoccupazione. Il problema è come il tuo sistema nervoso è arrivato a un'ipersensibilità da eventi stressanti della tua vita fino ad oggi. Questo è il reale problema. Quindi lo so che molti terapisti o chi che sia ti avrà detto che il problema potrebbe essere nella tua postura o addirittura nella zona della tua cervicale perché i tuoi muscoli non sono ben allenati. Quindi arriverai ai classici esercizi di rinforzo muscolare. Non ho fatto rinforzo muscolare io per stare bene. Non ho fatto rinforzo muscolare. Quindi come posso darti una soluzione e dirti una soluzione che è convenzionale nella medicina e nella fisioterapia, ma che non mi ha dato i risultati a me? Quindi come posso dirti di fare una cosa che a me non ha aiutato? È la stessa cosa che è successa a molti, migliaia di persone che hanno provato un approccio mente-corpo che sono ritornati a stare bene. Quindi vuoi veramente avere una scorciatoia? Usa, usa questo approccio. E non ti dirò cosa devi fare il giorno 1, il giorno 2, il giorno 3, il giorno 4, la formula perfetta, perché io non ho la bacchetta magica per darti una soluzione. Beh, se sei arrivato fino a qua, non mi conosci, sono Alessio Veneziano, fisioterapista, fondatore di un approccio, di un metodo Mind Body Soul, che ha aiutato centinaia di persone in tutta Italia è usato in tutto il mondo, non perché me lo sono inventato io, ma perché è arrivato dalla neuroscienza. Sono approcci neuroscientifici fondati quindi su evidenze e su fatti che i dolori persistenti non sono, la maggior parte, non sono relativi a una problematica corporea. Il problema oggi è che cerchiamo di portare la guarigione come se fossimo dei robot, come delle macchine. Invece noi abbiamo delle emozioni, abbiamo dei pensieri, abbiamo una vita sociale, ok? Quindi se non mettiamo un approccio mirato a queste cose che ti ho appena detto, non funzionerà o se funzionerà, funzionerà per un mese o due. Tu vedrai una marea di testimonianze che ti diranno, ma io sono stato bene con questi esercizi fisioterapici. Certo, certo. Parliamone tra un anno, quando quegli esercizi non li farai più e il problema tornerà indietro. Quindi gli esercizi che io propongo, comunque un approccio che io propongo, è un approccio psicosomatico. E da pochi mesi ho messo anche un approccio, diciamo, più spirituale. Perché non possiamo dividere queste tre cose? Mind, body and soul. Mind, body and soul. Non spirito, soul, che è una cosa diversa. Quindi come, come tu pensi ti va a cambiare come il tuo corpo funziona. Siamo fatti da non solo carne e ossa, siamo anche vibrazione, siamo anche spirito, ok? Siamo anche qualcosa di più che tu non puoi vedere. Quindi quello che non ti dice nessuno è proprio questo, quello che non puoi modificare il tuo corpo se non modifichi prima come pensi. È vero che gli integratori, le vitamine fanno, insomma, sicuramente hanno un supporto ulteriore nel corpo. Ci vogliono, ma sono basi. Ovviamente non posso dirti, ah, se mangi dal McDonald's ogni giorno non ti viene il mal di testa. Potrebbe venirti il mal di testa, ma questo oggi lo sappiamo in questi anni che bisogna mangiare sano, che bisogna essere più equilibrati, che bisogna fare movimento. Ma tutte quelle cose io le facevo già, perché sono sempre stato un, tra virgolette, salutista e ho sempre cercato di fare quelle cose in modo giusto.
Però non notavo che la mia personalità era una personalità che era predisposta a un dolore cervicale cronico. Perché? Perché mi mettevo molta pressione addosso. Sono una persona che ha obiettivi molto alti e se non li raggiungo mi viene, non dico il nervoso, ma mi metto tanta responsabilità e mi... è difficile per me darmi una pacca sulla spalla e dire ora hai fatto quello che potevi, no? Hai fatto quello che potevi e va bene lo stesso. Sei abbastanza per come sei. Tutto questo dialogo interiore non era così prima. Era come un generale, no? Non c'era self-compassion, non c'era autostima, non c'era... non mi rispettavo e quindi se non puoi, se non ti rispetti tu, chi ti rispetta? Gli altri non ti rispettano. Quindi il mindset è quello che manca e il mindset non vuol dire semplicemente essere, ehm, andare verso quella direzione a tutti i costi e non mollare mai, essere forte. No, no, non voglio dire questo. Il mindset vuol dire di eliminare tutto il superfluo che ti è stato detto fino ad oggi e ad avere il coraggio di aprire la mente e capire che il problema del dolore cervicale non è nel tuo collo. E ci sono dei fatti per dire questo. Nel link in descrizione troverai un assessment, una valutazione, un'autovalutazione per validare quello che ti sto dicendo. Se soffri di una Mind Body Syndrome o anche TMS come Tension Myositis o Mioneural Syndrome, quindi sono problematiche, diciamo, mente-corpo, sono create dalla mente e vengono poi somatizzate che vanno a rilasciarsi nel corpo. Il nostro corpo è una spugna di emozioni, ok? Quindi non puoi cambiare il corpo se non cambi le tue emozioni. Se non cambi le tue emozioni, se vuoi cambiare le tue emozioni, cambi i tuoi pensieri. Se vuoi cambiare i tuoi pensieri, cambi le tue credenze, ok? E quelle credenze possono essere cambiate attraverso delle informazioni, quello che ti viene detto, quello che credi. Quindi in questo momento probabilmente avrei un 100.000 punti interrogativi su quello che devo fare veramente per il dolore cronico. Quindi vedi, vuoi delle pratiche, una, due, tre, senza pensare che in realtà quelle pratiche arrivano dopo. Stavo parlando di carattere. Fin quando non ho capito che era il mio carattere, la mia personalità, quello che creava la tensione muscolare era rimasta per anni. Andava su, andava giù. Lo stress ovviamente creava un problema. Quando c'è molto stress, c'è un dialogo interiore molto particolare, per esempio, perché non hai fatto quello? Ho paura di questo. E se questo non funziona, io odio quella persona. O non voglio andare là, ho paura. E devo finire queste cose entro il venerdì, altrimenti il mio boss mi licenzia. Non posso dire questo alla mia compagna, al mio compagno perché se no reagirà così e quindi ho paura del confronto. Non voglio pensare a queste cose. Tutti questi dialoghi interiori sono dialoghi interiori di paura, di ansia, mancata autostima. Quindi non possiamo dividere la psicologia con la fisioterapia oggi, a meno che non parliamo di problematiche diverse da quelle croniche, psicosomatiche. Esempio, una frattura, ti sei rotto il femore, non è che dobbiamo andare a capire il tuo, ehm, il tuo carattere. Ti sei rotto il femore, sei caduto, sei caduta, va bene, mi spiace, si può fare riabilitazione, c'è un intervento chirurgico, ci sono dei farmaci antidolorifici da prendere, c'è una riabilitazione che va dai 2 ai 3 mesi, ok? E quindi poi là, ovviamente il mindset ti può aiutare per ritornare prima, no?
Se devo allenare un atleta professionista che ha una problematica di dolori cronici, prima devo andare sul mindset. Devo andare sul mindset. Come pensi del tuo cosa pensi del tuo dolore? Io ho sofferto anche di dolori pelvici, avevo 18 anni, 17 anni, ho dovuto, ho dovuto eliminare, cioè, cancellare tutta quel mio futuro da calciatore perché non potevo andare avanti con quel dolore all'inguine, no? Che mi ero strappato, tra virgolette, strappato l'inguine attraverso anche lì un infortunio. Oggi so che quell'infortunio poteva essere un qualcosa di random, no? Che è successo, ma la guarigione successiva, che è durata, mm, ti direi più di un anno, in quel momento avevo già lasciato il calcio. Perché è durata così tanto? Perché io dico spesso che un dolore, cioè un infortunio entro i 3, massimo 6 mesi, cioè ritorni a stare bene. Poi è vero che c'è della riabilitazione da fare nel mentre, no? Prima che arrivi agli stessi livelli di prima, magari passa un anno se sei nel professionismo o se è nel mondo sportivo. Ma tu che stai guardando questo video probabilmente non sei nel mondo sportivo, è semplicemente il dolore cervicale. È iniziato magari da un lutto, magari da il Covid, magari da una separazione, magari da un cambio di vita particolare, no? Cambio di lavoro, cambio di relazione, un periodo molto stressante, ti è nato un figlio, una figlia, qualsiasi cosa. Noterai che quando tutto è iniziato, quello era il momento culmine che ha fatto portare il tuo sistema nervoso in ipersensibilità. Ora, secondo te, qualsiasi persona che ti può aiutare un terapista, un medico, qualsiasi persona, ti può aiutare semplicemente dandoti degli integratori o dandoti degli esercizi fisici da fare di muovere il collo a sinistra, a destra, su e giù, muovere il mento così, le scapole così. No, ti può aiutare, certo, ti può aiutare, ma non è la risoluzione. Non voglio che tu perdi tempo come l'ho perso io per tantissimo tempo. Non voglio che tu arrivi qua e pensare, Alessio, dammi questi benedetti esercizi del nervo vago, così sto bene. Te li do gli esercizi del nervo vago se vuoi, li ho fatti e li troverai sul mio canale. Ma non sono esercizi del nervo vago per la cervicale, non sono esercizi del nervo vago per il mal di schiena. Vedi che non abbiamo capito qual è la radice del problema. Se mi stai chiedendo questa domanda e mi arrivano purtroppo anche dopo 3-4 sessioni uno a uno che fanno con me dei miei pazienti, mi arrivano ancora delle domande del fatto, ma non è che magari se metto un po', integro un po' più di magnesio e vitamina D nella mia dieta, questi dolori spariscono? Una domanda del genere mi fa capire che la prima settimana, le prime 2 settimane, quando io spiegavo la Pain Neuroscience Education, quella persona non ha capito dov'è il problema. E questo capitava spesso all'inizio. Oggi, con tutto il materiale che ho, le persone arrivano già comunque abbastanza informate. E io sono veramente un pro prevenzione, ovviamente, no? Non ti dico non farti le analisi del sangue perché potrebbero esserci dei sbilanciamenti, ma la mente umana vuole delle scorciatoie e troverà delle scorciatoie ogni giorno per non sentire quel dolore. È più facile trovare una scorciatoia che lavorare sul tuo dolore e la tua psiche, le tue credenze. Quante volte le persone vengono dette, mi viene detto anche a me, se non hai i tuoi obiettivi, non puoi raggiungerli. Non puoi raggiungere un qualcosa che non hai una visione, di cui non hai una visione. Le persone arrivano da me o in questo canale magari pensando, ma io semplicemente voglio stare bene. Io voglio arrivare a fine giornata e non avere problemi. Ok, ci sta, ma è un obiettivo troppo piccolo. E se questo obiettivo è troppo piccolo, tu arriverai alla seconda o alla terza settimana che cercherai
delle scorciatoie. Quindi quello che ti dico io, per me è stato questo l'obiettivo. L'obiettivo era quello di curare me stesso per curare gli altri. Io dovevo risolvere questo problema cervicale perché nel mio passato io avevo già sofferto da dolori cronici, quello pelvico, quello all'inguine, e avevo mollato la mia carriera calcistica, che per me era un grande sogno. E quando sono arrivato all'idea di diventare fisioterapista, questo già da ragazzino, comunque da adolescente, quell'idea era per aiutare quei futuri calciatori a recuperare prima dagli infortuni quelli tipo il mio, no? Che durano una vita. Perché sapevo che la parte emotiva, la parte psicologica era un grande indizio, un grande criterio. E pochissime persone, anche in ambito professionale, professionistico, ho lavorato con fisioterapisti in ambito anche di Serie A, ok? Negli ultimi mesi, qui in Sardegna, e non hanno per niente, questa concezione che un sistema medico, che un sistema, diciamo, fisioterapico, dovrebbe avere anche la parte psicologica di supporto. Sono due cose separate per il mondo professionistico, c'è lo psicologo e c'è il fisioterapista. Il fisioterapista ti fa i massaggi e lo psicologo ti parla gli parli dei tuoi problemi. No, non è così. Assolutamente non è così. Quindi quello che nessuno ti dice è che il tuo problema del dolore cervicale è relativo alla tua mente. E tu direi, ma io lo sento veramente, non me lo sto inventando sto dolore, lo senti veramente, veramente, e so quanto puoi sentire quel dolore. Ma fin quando non raggiungi una quiete dentro di te, che te ne freghi se il dolore c'è o non c'è, perché stai lavorando su di te, sulla tua identità, sulle tue credenze e sul tuo mindset. E stai esprimendo tutto quello che non hai espresso in questi mesi di guarigione, con la scrittura espressiva, con la meditazione, col movimento fisico, ok? Col cambio di credenze, che non ci vuole tempo, ci vuole quello che ci vuole, no? Non abbiamo la bacchetta magica per dirti tu ci metterai 2 mesi e vedrai che per quelle persone o per te, per me era così. Dicevo io devo raggiungere il prima possibile quel risultato. Volevo fare il calciatore e raggiungere il prima possibile. Avevo 17 anni e ho detto sono indietro, non posso aspettare ancora 6 mesi. Mi sono fatto male all'inguine e ho detto devo raggiungerlo prima possibile. Il giorno dopo io già pensavo di andare a giocare a calcio, subito, di fare la partita. Ero capitano di questa squadra e dicevo no, non posso, io devo andare alla Juventus, i prossimi mesi devo andare alla Juventus, al Torino, all'Atalanta, alla Sampdoria. Eh? E quindi ogni giorno che passavo avevo la paura che non tornavo più a stare bene. Quello che succede a molti dei miei pazienti, la paura di non tornare a stare bene, ma io voglio stare bene. E nessuno mi diceva, guarda che quella tua parte emotiva del non stare bene sta modificando la tua parte cellulare del tuo inguine o del tuo collo. Che nessuno mi ha detto che con la gratitudine avrei ribilanciato il mio stato psicofisico. La mattina oggi mi sveglio e prendo un bicchiere di cacao o di tè, mi siedo e inizio a respirare, faccio un po' di respirazione, 2-3 minuti, quindi do un attimo un segnale al mio sistema nervoso che sono ok, che sono in pace, in tranquillità, ok? Senza pensare, semplicemente sentire il respiro che entra e esce. Basta, 3 minuti. Poi gli altri 3 minuti sono lì a essere grato di qualcosa. 3 cose di cui sono grato, 3 cose, un minuto a testa. Anche piccolo, può essere anche lo stesso cacao che mi sto bevendo. Sono grato di questo cacao. Sono grato di questa sedia che mi sta supportando. Sono grato di un tetto. Ora a te ti sembrerà strano,
semplicemente la gratitudine, mi sembra una cosa troppo spirituale. Vabbè, se è spirituale, chiudi questo video adesso, non ti posso aiutare perché la parte spirituale, la parte mentale, la parte fisica non possono essere divise, ok? E quando dico spirituale non vuol dire religioso, vuol dire credo in qualcosa di astratto che sta fuori la mia mente e il mio corpo, le mie ossa e i miei muscoli, ok? Quindi la gratitudine è una vibrazione. La vibrazione, possiamo parlare di qualcosa di spirituale, è vibrazione. Potresti dire, ma non esiste. Allora, quando vado a chiamare col mio cellulare bello un'altra persona in Australia e le onde vengono trasmesse dal mio cellulare al suo cellulare, non vedi niente e dirai non esiste, ma funziona, è così. Quindi la gratitudine ti porta a un livello vibrazionale molto, molto di più, con un alto valore rispetto alla paura, all'ansia, dove le cellule all'interno di te vibrano in modo diverso. Quando tu vibri in modo diverso, con ansia e paura, attrai dall'altra parte ansia e paura, problemi. Questo è un qualcosa che non ho spiegato mai nel mio canale, no? Però è probabilmente arrivato il momento di espandersi, perché nessuno lo fa e nessuno te lo dice, di espandersi e aprire la mente che se ti senti grato di un qualcosa, in quel momento non puoi sentirti frustrato e in paura e in ansia. Non puoi, non c'è la modalità del cervello di recepire due emozioni nello stesso momento, soprattutto così distaccate, ok? Puoi sentirti ansia e paura nello stesso momento, certo, magari è la stessa cosa, ma non puoi sentire gratitudine e ansia nello stesso momento. Quindi quando faccio questo esercizio la mattina è per alzare la mia vibrazione, ok? Alzo la mia vibrazione, penso a queste tre cose, le altre tre cose nei prossimi 3 minuti è quello di tre obiettivi, grandi o piccoli che siano, che sono già stati raggiunti e ne sono grato perché sono stati già raggiunti, ma non che sono stati raggiunti realmente. Esempio, voglio che questo canale arrivi a raggiungere i 100.000 iscritti, i 100.000 iscritti entro il 2025. In questo momento sto facendo un video che lo sto girando il 30 di gennaio del 2025. Io vorrei che il 30 dicembre del 2025 io abbia 100.000 iscritti. Immagino quell'obiettivo, lo sento dentro di me, chiudi gli occhi, dove lo sento? Mi sento grato di quante persone stanno sentendo queste mie parole e con queste mie parole io le sto aiutando. Quindi io sono grato, lo sento in questo momento, quella gratitudine. E lo vedo quell'obiettivo, vedo quelle persone che stanno guardando i miei video. Sono qua e penso che bello, semplicemente con un microfono e una telecamera. È un obiettivo, ok? In ambito cervicale potrei pensare che sto facendo una camminata con uno zaino in spalla di 5 kg in modo rilassato. Non sento assolutamente problemi, mi sento bene, sono in natura, sto guardando le montagne, magari un viaggio in un posto che non ho mai visto, magari in Val d'Aosta o nel Trentino o anche all'estero. Ho questo zaino di 5 kg. E perché ti dico lo zaino di 5 kg? Perché io ho fatto un viaggio di 900 km in Spagna, dalla Francia alla Spagna, il Cammino di Santiago, con questo benedetto zaino da 5 kg che era troppo pesante per la mia cervicale. In quel momento ancora non sapevo tutte queste cose che ti sto per dire, ti sto dicendo. E ho sofferto così tanto che sono arrivato al 900° chilometro, mi è venuta la febbre, sono stato 3-4 giorni a letto perché la mia obiettivo era di finire il Cammino di Santiago entro un mese. E niente, cioè andavo contro ovviamente quello che avevo dentro. Solo quando ho capito queste connessioni mente-corpo sono riuscito a guarire dalla dolore cervicale. Uno dei libri che mi ha aperto la mente è quello del dottor Sarno,
The Mind Body Prescription, ne ha fatti due o tre di libri, magari te li metto in descrizione. Uno l'ha scritto in italiano, cioè non l'ha scritto lui, è stato tradotto in italiano. E da lì è arrivata una valanga, mi è arrivata una valanga addosso di informazioni benefiche, però è stato duro portarle poi al pubblico perché ho sempre pensato, ma chissà se la gente le prenderà mai come serie. Invece poi ho guardato cosa c'era in giro, magari non in Italia ma all'estero. L'inglese mi ha aiutato moltissimo, parlarlo e leggerlo e capirlo, di mettermi in contatto con tantissime persone all'estero. Io ho studiato all'estero, in Olanda, e, quello mi ha aiutato moltissimo, è stato veramente una benedizione avere questa lingua, l'inglese, per andare fuori questi, questi paradigma che ci sono in Italia sulla mente, sul corpo e sullo spirito. In- Grazie ai miei viaggi in Centro America negli ultimi mesi con la mia compagna, ho capito che c'era oltre il mente e corpo, c'era la vibrazione, lo sciamanesimo, infatti ne parlo, non so se l'avete visto, uno degli ultimi miei podcast sullo sciamanesimo con la dottoressa Maria Rosa Greco. Se non l'hai visto, te lo metto in descrizione o te lo metto alla fine di questo video perché è una cosa che puoi provare. È vero, bisogna fare un lavoro prima nel corpo, nella mente, e poi se siamo a un altro step, l'ultimo, quello dello spirito, no? Quello spirituale, di capire che il nostro corpo è avvolto da energia, da vibrazioni, e il nostro passato ha fatto sì che queste vibrazioni attorno a noi, nel nostro corpo, ok, cambino. È vero che possiamo cambiarli con la meditazione, con la nostra emozione, col nostro mindset, ma un aiuto in più potrebbe darti una mano, no? Su questa parte vibrazionale. Quindi è quello che lo sciamanesimo ci insegna, ok? Non ti serve uno sciamano per stare bene, per guarire, ok? Oggi, fortunatamente col digitale, riusciamo ad arrivare ovunque. Va bene, se avete dei commenti scrivetemi, sono veramente felice di rispondervi, li leggo tutti, rispondo a tutti e mi danno anche molte idee sui successivi video che farò nei prossimi mesi. Se vuoi essere seguito da noi, puoi candidarti per raggiungere quindi quel dolore, quella guarigione cervicale che ti meriti, se possiamo aiutarti, non è per tutti, è un percorso molto intenso, quindi c'è una selezione da fare e la selezione la facciamo all'inizio per capire appunto chi è idoneo. Non tutti i dolori cervicali sono uguali, non tutti i dolori cronici sono uguali. Quindi prendiamo quei dolori cronici che io so che possiamo dare una mano, a cui possiamo dare una mano. E in base anche al tuo mindset, in base a quello che è la tua motivazione, al tuo perché vuoi stare bene, lì poi decidiamo se siamo fatti uno per l'altro. Prendiamo solo non più di 5 circa persone al mese, quindi è un numero molto piccolo. È stato fatto, diciamo, a proposito perché non vogliamo dedicarci a troppe persone e quindi il valore sarebbe troppo basso se abbiamo 100 persone, è impossibile, ok? Niente, lì puoi candidarti anche lì nel link in descrizione, ok? Grazie, ci vediamo al prossimo video e ti lascio questa intervista, questo grandissimo podcast molto interessante con la dottoressa Maria Greco. A presto, ciao.